Il vostro è un sì netto o un sì condizionato, e se è condizionato da cosa? No, come Forza Italia, essendo tra i protagonisti dell'iniziale progetto di legge con cui si segnava questa legge sull'autonomia, siamo oggi convintamente favorevoli, e per questo invitiamo non solo i nostri cittadini ma i nostri iscritti ed elettori a essere promotori nel territorio per sostenere questo sì all'autonomia, che significa dare veramente una scossa a Roma per far capire che i veneti vogliono più competenze e più deleghe, perché hanno dimostrato nel tempo di essere in grado di gestire bene le risorse, facendo funzionare i servizi e raggiungendo risultati eccellenti. Però il referendum veneto è un po' diverso da quello lombardo. Quello lombardo è più all'interno di un sistema, chiamiamolo così, istituzionale, ed è stato promosso dalla Lega Nord. Qual è appunto più autonomia, più autonoma in Veneto? In Veneto bisogna ricordare che inizialmente la partita era tra indipendenza e autonomia, dove il popolo delle libertà di allora, che oggi è diventato Forza Italia, si è sempre battuto per un'Italia unita, dove il Veneto mantenga più competenze in modo analogo ad altre regioni a noi vicine come il Friuli piuttosto che il Trentino Alto Adige. Quindi è una partita che ci appartiene veramente dall'inizio, e sulla quale diversamente magari dalla Lombardia ci sentiamo molto più convinti. Però costa 14 milioni di euro. Il costo purtroppo rappresenta l'unico motivo che rappresenta lo sforzo economico che magari può far pensare da una parte, ma dall'altra è necessario per poter dare la parola ai cittadini su un tema che riteniamo sia doveroso mettere in agenda, e dove tutti i veneti ci auguriamo vadano al voto. Ma c'è qualcuno del no in Consiglio? Ma c'è qualcuno del no, più che per convinzione, per dimostrare una differenziazione rispetto alla stragrande maggioranza dei consiglieri regionali. Penso che questo sia anche un po' ciò che si riflette sul territorio, dove già oggi i cittadini a larga maggioranza parlano in modo positivo di questo referendum. Purtroppo c'è una parte minoritaria che è per il no, ma io penso che lo sia perché non ha ancora capito che questo referendum è per l'autonomia e non per l'indipendenza. Referendum per l'autonomia, qual è la vostra posizione? Ma la mia posizione è chiara. Io penso che se facciamo il referendum oggi, un po' di merito viene dato anche da una proposta legislativa che avevo fatto allora, che era quella di chiedere l'opinione dei veneti sull'indipendenza. Da lì poi è scaturita un'altra legge, quella sulla richiesta autonomia, e quindi sono contento che in ogni caso si vada a chiedere il parere al popolo. Il popolo è sovrano e spesso se lo dimentica. La mia posizione è chiaramente a favore dell'autonomia, e è un primo passo perché è un atto di giustizia verso una regione che oggi paga più di tutte le altre al resto del paese e riceve meno delle altre, quindi un atto di equità e di giustizia che la stessa Costituzione italiana prevede. Sì, però il 23 ottobre, anche se fossimo tutti d'accordo su un Veneto autonomo, non è che automaticamente questa autonomia permette di trattenere le nostre tasse in sede. Ma non c'è nessun automatismo, però poi non ci saranno più alibi neanche da parte di chi governa il Veneto, perché avrà in mano un risultato che mi auguro forte e chiaro, e per fare una trattativa che sia seria, per ripristinare un equilibrio, una parità di trattamento, perché i cittadini italiani quantomeno siano tutti uguali, i veneti siano considerati al pari degli altri cittadini italiani. Le risorse che l'autonomia potrebbe portare andrebbero investite in sanità, in sviluppo, in strade, in che cosa prioritariamente? Ma le risorse che l'autonomia porterà, una volta che ci sarà una trattativa che verrà concessa secondo la Costituzione vigente, e porterà competenze oltre che risorse nuove. Noi vorremmo poterci gestire, come lo fa il Trentino e l'Alto Adige, alcune delle competenze che oggi sono in mano dello Stato, vedi per esempio l'istruzione, tante altre cose, dove avremo le risorse per farlo, e siamo convinti di poter farlo in modo migliore di quanto lo sta facendo ora lo Stato italiano. Ma dire di diventare una regione a statuto speciale ai Veneti non è un po' raccontare una mezza bugia, dato che non potrà essere mai una regione a statuto speciale? La regione a statuto speciale si fa con una legge costituzionale. Questo referendum, se andiamo
uno a leggere bene la Costituzione vigente attuale, in linea teorica potrebbe portare, a seguito delle trattative con lo Stato, se lo Stato vuole, ovviamente è una trattativa tra Regione e Stato, potrebbe portare anche a un certo numero di competenze tali per cui si avvicinerebbe molto a quelle che sono proprie di una regione a statuto speciale. Referendum per l'autonomia, qual è la vostra posizione? Sì, ma è un sì diverso dagli altri? Allora, la posizione del Movimento 5 Stelle è chiarissima, da sempre noi sosteniamo il sì e quindi sosteniamo una forma di autonomia per la Regione del Veneto, però vogliamo che questo referendum sia costituzionale e democratico, perché facciamo leva sull'articolo 116 della Costituzione, quindi sul regionalismo differenziato, mentre per gli altri non è così. Questa secondo noi è l'unica strada per portare veramente il Veneto a beneficiare di ulteriori forme di autonomia per gestire direttamente i fondi che arrivano dallo Stato e che vengono dallo Stato dirottati verso le regioni. Quali sono i fondi che arrivano dallo Stato che più necessitano di essere utilizzati in maniera autonoma in questo territorio? La sanità, le infrastrutture, lo sviluppo economico? Sicuramente parliamo di sanità, quello è la parte più cospicua del bilancio regionale, ma poi parliamo anche di pianificazione territoriale, di istruzione, di cultura, tantissimi settori in cui veramente il Veneto può fare la differenza. Questo senza sottrarre risorse alle altre regioni, ma beneficiando dei fondi che già il Veneto ha. È stato votato l'abolizione finalmente dei vitalizi, no, in Parlamento. Questo che cosa significa poi a Pioggia per quanto concerne una riflessione sull'Assemblea regionale? Questo è chiaramente un primo passo e speriamo che il prosieguo avvenga anche qui in Regione Veneto. È stato un grandissimo risultato anche per l'impegno, la tenacia e la dimostrazione della fiducia che ha avuto il Movimento 5 Stelle a livello parlamentare. Speriamo adesso che anche al Senato riesca a passare questa abolizione, sperando che il Partito Democratico non faccia scherzi, che si vada fino in fondo verso questa grandissima vittoria. Però nell'elenco di chi ha detto no ci sono tanti nomi famosi che uno non si sarebbe mai aspettato. Sì, chiaramente si fa fatica a rinunciare a dei privilegi. Quando tocchiamo le tasche delle persone è sempre una questione spinosa, però noi ci abbiamo creduto e continueremo a farlo. Lei che è giovane, un po' come tutti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, la conquista di un'autonomia regionale che cosa rappresenta? Rappresenta un grande risultato, rappresenta la possibilità dei veneti di decidere per sé su questioni importanti che attengono al loro futuro e al loro territorio. Basta delegare continuamente allo Stato, riappropriamoci un po' del nostro potere, delle nostre competenze. Il tema dei vaccini potrebbe essere uno dei temi in cui appunto poter esprimere liberamente l'opinione di una regione che deve rinunciare adesso ad una scelta fatta anni fa ed ora obbligatoriamente deve reintrodurre la vaccinazione obbligatoria. Sì, credo che le decisioni prese dal basso siano quelle senz'altro più giuste, quantomeno sono quelle più democratiche perché decidono direttamente i cittadini, quindi va perseguito sempre questo obiettivo. Piero Ruzzante, lei l'unico no di questo no al referendum per l'autonomia o no all'autonomia del Veneto? Assolutamente, io sono per l'autonomia del Veneto, fui uno tra i parlamentari che votò l'articolo 116 e 117 della Costituzione, il titolo quinto, quello che prevede il federalismo a geometria variabile, lo ricordo, si votò nel 2001, Zaia e la Lega votarono no all'epoca. In realtà io sono contrario al referendum, cioè credo che 16 milioni, 14 milioni buttati al vento per non ottenere un centimetro in più di autonomia e ritrovarci poi come in un gioco dell'oca al punto di partenza, perché tutte le cose che potremmo fare le potremmo già fare oggi, tanto che io ho avanzato una proposta: occupiamoci della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ogni 3 giorni un lavoratore muore in Veneto, chiediamo da subito, senza aspettare il referendum, subito, a settembre, chiediamo la possibilità di occuparsi di questo tema. Non si fa con un referendum che è scontato, il 99% delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale sono per il sì. Di cosa stiamo parlando? Perché dobbiamo andare a chiedere una cosa sulla quale i veneti hanno già votato 3 volte? Perché tutte le richieste avanzate dal 20% dell'IRPEF al federalismo poi sono rimaste lettera morta, quindi lei dice a settembre chiediamo, ma chiediamo a chi se poi nessuno risponde?
Intanto sono rimaste lettera morta perché governava Berlusconi e governava Zaia un'epoca, quindi il governo che non ha dato risposte è stato lo stesso che oggi guida questa regione. Ma sono 3 volte che i veneti votano per salvaguardare quell'articolo 116 e 117 della Costituzione. Hanno votato nel 2001, quando l'hanno fatto confermativo e Zaia votava no. Hanno votato nel 2006 contro la riforma della devolution di destra che voleva cancellare il 116 e il 117 e Zaia ha votato sì per cancellare quelle norme. Abbiamo votato contro, io ho votato contro il referendum di Renzi che prevedeva più centralizzazione, io l'ho votato coerentemente contro. Non voterò no, perché io non sono contrario all'articolo 116 e 117, ma i veneti devono sapere che buttiamo fuori dalla finestra 28 miliardi delle vecchie lire, 1 miliardo servirà solo per fare la pubblicità di questo referendum, quando alla fine di questo voto ci troveremo con un esito scontato, vincerà il sì, lo dico già, lo annuncio, vi informo che vincerà il sì a questo referendum e ci ritroveremo al punto di partenza. Io dico andiamo avanti. Quindi lei voterà sì o è per l'astensionismo? Perché poi questi comitati del no ci sono, qualcuno è per il no. Io non voterò no, perché ovviamente quella... Andrà a votare? No, non andrò a votare. Sinceramente questa volta, per la prima volta nella mia vita, questa volta non andrò a votare perché la ritengo un po' una truffa, cioè nel senso che molti cittadini andranno a votare convinti che il giorno dopo avremo più autonomia e più risorse, in realtà dovremo fare esattamente quello che già prevede l'articolo 116 e 117, vorrei ricordarlo, dobbiamo consultare gli enti locali, votare in Consiglio regionale quali sono le materie, perché non l'abbiamo mai fatto, Zaia è 7 anni che governa, non ha mai portato questo tema all'attenzione del Consiglio regionale, fare una trattativa col governo e approvare una legge con maggioranza qualificata da Camera e Senato. Le spieghiamo queste cose? Perché questi 4 passaggi qua si devono fare. Che vinca il sì, che vinca il no, si dovranno comunque fare. E quindi i comitati del no sono i comitati di chi non andrà a votare, secondo lei? Non lo so chi è per il comitato. Io sono no al referendum, non no nel referendum. Gli strumenti ci sono già, lei, per acquisire un'autonomia? Ma assolutamente, l'abbiamo scritta 16 anni fa questa norma. Se i governi che si sono succeduti, ricordo uno prevedeva anche Zaia ministro dell'agricoltura e Berlusconi presidente del Consiglio, non hanno mai concesso autonomia, è colpa loro. Io so solo che da quando sono consigliere regionale dal 2010 al 2017 non abbiamo mai parlato né mai avanzato una richiesta al governo per ottenere più autonomia. Allora è un po' come la barzelletta, no? Quello che si rivolge a San Gennaro per vincere la lotteria, ma se non prendi neanche un biglietto è difficile che vinci la lotteria. Se non hai mai avanzato una richiesta, io avanzerò una richiesta. La questione è la sicurezza sui luoghi di lavoro. Facciamo questo. Però Zaia ha mandato una lettera a Minniti per avere il sostegno per organizzare questo referendum e l'ha ottenuto così quasi in zona Cesarini, quindi forse doveva scrivere prima per altre cose. Forse sì, non ha fatto nulla sull'autonomia, è giusto che il ministro degli interni dia una collaborazione al referendum del Veneto, questo mi pare evidente. Tra l'altro per fortuna qui si vota con la carta, perché ho letto che invece in Lombardia si vota con il computer, che sarà un computer che non servirà a nulla se non a questo referendum, 21 milioni buttati fuori dalla finestra. Lei sottolineava gli investimenti nella sicurezza nei posti di lavoro, però la sensibilità dei veneti e dei cittadini riguarda sempre il tema della sanità, no? Uno spera che se ci sono più risorse, a più servizi, meno liste d'attesa, che ripercussioni ci possono essere in sanità? Ma è difficile che su questo tema si possa ottenere maggiore autonomia, secondo me, però siamo assolutamente pronti a discuterne. Ma ripeto, di questo tema non ne abbiamo mai affrontato in 7 anni. Mai in 7 anni è stato affrontato il tema dell'autonomia. Quali richieste avanzare al governo? 116 e 117. Stiamo ancora attendendo Zaia, ma qui non si è mai visto a portare questo tema.